L'assessore del comune di Agrigento Giovanni Vaccaro chiarisce la vicenda dei bagni prefabbricati acquistati per la città. Vediamo. Io parlerò poco, anche perché solo per illustrare magari a qualcuno il progetto dei bagni, qualcuno che magari forse non ha ben capito, perché si parlava di bagni chimici, notizia assolutamente falsa. E riparto proprio dalle ultime parole del sindaco sui dirigenti che non hanno mai ostacolato, tant'è vero che questa determina è stata fatta dal dottore Avenia grazie al mio atto di indirizzo. Quindi il dottore Avenia, dopo aver esaminato le carte e aver capito che si trattava di realizzare un qualcosa di importante per i cittadini e per i turisti, ha dato seguito al mio atto di indirizzo e sono stati acquistati questi bagni. I bagni sono dei bagni prefabbricati, non sono bagni chimici. Ma noi perché abbiamo acquistato i bagni? Perché ad Agrigento qualcuno si è ricordato che grazie a questo esistono dei bagni, visto che i bagni sono chiusi da quasi 10 anni e per la noncuranza delle precedenti amministrazioni questi bagni versano in condizioni pietose. Nonostante ciò, con l'aiuto del sindaco abbiamo ristrutturato i bagni dell'eliporto, quindi Saglione apre i bagni, poi dobbiamo vedere come meglio fare la gara, perché devono essere naturalmente affidati. Ma gli altri bagni, se io andavo a ristrutturare il bagno della Salita Coniglio, come faceva un disabile ad accedere a questi servizi? È impossibile, qualsiasi intervento strutturale che venga fatto in quel bagno rimane inaccessibile per i disabili. Lo stesso per i sottopassaggi, lo stesso per il bagno di Porta di Ponte. Anche lì stiamo lavorando, ma comunque sono bagni, la maggior parte dei quali sono accessibili per i disabili. Andando a sfruttare l'introito della tassa di soggiorno, che ricordo per chi dice che con questi soldi si potevano asfaltare le strade, non è vero, sono dei soldi a destinazione vincolata, tant'è che con l'assessore Picarella abbiamo scorporato questi soldi ed è stato sarà ristrutturato l'arco di Calafato, e poi la rimanente quota l'abbiamo utilizzato per migliorie di servizi pubblici che vanno prima a favore naturalmente del cittadino e poi dei turisti. Quindi si tratta di due bagni prefabbricati che non sono chimici, perché devono essere allacciati a un sistema fognario, dei bagni che hanno una manutenzione e un'assistenza e una garanzia di 3 anni, per questo poi il prezzo è aumentato un pochino, dei bagni che sono in rispetto con tutte le normative Covid, perché sono dei bagni che hanno un sanificatore interno, hanno un controllo a remoto con la sede centrale per via telemetrica, hanno una gettoniera, quindi possibilità di pagamento sia con bancomat, sia con applicazione, sia con contanti, dei bagni che hanno una pavimentazione autopulente, quindi dei bagni che finalmente spingono Agrigento a fare un passettino in avanti verso la normalità. Ciò nonostante, dopo l'installazione di questi due bagni, che decideremo poi con tutta l'amministrazione dove dovranno essere installati, naturalmente i bagni pubblici che sono idonei sia ai disabili sia ai cittadini verranno ristrutturati come già fatto per Saglione. Quindi era solo per spiegare meglio questa problematica. Vi ringrazio.